Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stata inaugurata la nuova casa della comunità di Genova Quarto, ubicata in Largo Cattanei e sviluppata su 3 padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico. La casa gestisce sia la componente ambulatoriale che domiciliare dell'assistenza, per avvicinare i servizi ai cittadini. La Spezia è la provincia ligure in cui il PIL ha registrato un maggiore incremento nel periodo 2014-2023, più 30,6%. Crescono il settore industriale, l'export, più 65,8% negli ultimi 5 anni, l'incidenza della Blue Economy e il porto con un 3,3% sulle merci e un più 16,3% sui croceristi. Ecco alcuni dati emersi dal tavolo di confronto territoriale organizzato da The European House Ambrosetti. Continuano i lavori del cantiere del mercato dei fiori di Sanremo. Grazie a un investimento di 16 milioni di euro dal PNRR verranno realizzati interventi per rendere la struttura più moderna, efficiente e competitiva, rafforzando il ruolo del mercato come polo di riferimento per l'intero comparto. L'automedica Busalla sarà operativa H24 da aprile fino al 30 di giugno, in concomitanza con i cantieri di rifacimento del nodo autostradale di Busalla. ASPI ha accolto la richiesta di Regione Liguria e del territorio della Valle Scrivia. Si è svolta a Palazzo Ducale a Genova la festa del Corpo di Polizia Penitenziaria per celebrare il lavoro quotidiano di tante donne e uomini in divisa al servizio dei cittadini e della comunità. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.